Ma come si usa la regola del salva minuto? Restate fino alla fine che vi spiego passo a passo come funziona davvero. Parlo soprattutto per chi ha le prime esperienze. Può capitare di perdere la pausa per uno spostamento minimo ed è una scocciatura che conosco molto bene. A me è successo più di una volta e proprio per questo voglio farvelo vedere in modo semplice e chiaro come si può evitare. Andiamo! Adesso sono le 17:28, noi aspettiamo che scatta il minuto e da quel momento partiamo con il cronometro. Aspettiamo fino a 31 secondi, camion acceso, intanto ci prepariamo, manca poco e andiamo. Lo spostamento massimo può essere di circa 50 secondi, io per evitare faccio di solito un 30 secondi, non di più. Adesso vi faccio vedere più o meno, ecco vedete mi sto spostando, andiamo qua, eccoci arrivati. Andiamo immediatamente a premere sul tasto 1 per portare il tachigrafo su lettino, dopodiché se vedete la pausa continuerà a 19 minuti. Eccola qua. Con questo metodo evitate di perdere ore di pausa per un semplice spostamento. Se vi è stato utile scrivetemi nei commenti e seguitemi per altri consigli. Ci vediamo al prossimo video, ciao!